Inaugurata sabato 5 novembre a Imola la 31esima edizione del Baccanale. Chicchi, grani e farine è il titolo assegnato quest'anno alla rassegna enogastronomica e culturale dall'assessorato alla cultura del comune organizzatore dell'evento, che rientra nell'iniziativa regionale Wine and Food Festival, tesa a valorizzare i percorsi turistici legati all'enogastronomia d'eccellenza in Emilia-Romagna. Oltre 170 gli eventi in programma, 5 scuole di cucina, 7 mostre a tema e oltre 50 ristoranti di Imola e dintorni che proporranno menù a tema con il titolo del Baccanale fino al 27 novembre, quando dopo 23 giorni la rassegna si concluderà. Tra le novità spicca il caffè del Baccanale, ospitato negli spazi che furono dello storico bar Bacchilega, un contenitore dove si terranno degustazioni, certo, ma anche incontri, attività per bambini e la mostra Chicchi, grani, farine. Chicchi, grani e farine sono il tema dell'edizione del Baccanale 2016. Abbiamo valutato che la nostra cucina è difficilmente immaginabile senza questi alimenti. Sono alimenti semplici che hanno accompagnato praticamente l'uomo fin dagli albori, eppure complessi, quindi abbiamo definito una sorta di semplicità ma sostanziosa, perché sono alimenti molto versatili che si possono declinare con tante modalità, e con queste modalità abbiamo costruito la rassegna e crediamo che durante tutto il mese di novembre tante persone avranno la possibilità di gustare e conoscere il territorio attraverso le nostre eccellenze culturali ed enogastronomiche. Abbiamo citato i 170 e oltre eventi che animeranno queste 3 settimane del Baccanale, ma che cosa ci attende il prossimo weekend? Sono molti gli appuntamenti anche all'aperto, perché abbiamo il mercato che torna in Piazza Gramsci, abbiamo mostre, incontri, degustazioni, quindi tra l'altro molte attività avvengono in uno spazio sotto l'orologio, che era uno spazio temporaneamente non utilizzato. Abbiamo costruito una sorta di caffè del Baccanale che ospiterà appunto tanti incontri durante tutto il mese di novembre. Inoltre in Piazza Matteotti, quindi nella piazza principale, nei fine settimana ci siamo inventati con un'associazione Up and Down un mega gioco che ha come personaggi appunto alcuni simboli del Baccanale. È un gioco che ha come schermo il Palazzo Comunale, quindi chiunque potrà venire e provare a giocare, sicuramente con una modalità molto simpatica e nuova. Tra i tanti appuntamenti molti sono dedicati anche ai più piccoli. Sì, anche nel Caffè del Baccanale ci sono molti laboratori rivolti ai bambini, in particolar modo nell'ultimo periodo del Baccanale, e così come anche Casa Piani, la sezione ragazzi della Biblioteca Comunale, ospita molti laboratori che hanno appunto come tema i grani e le farine. Inoltre vorrei sottolineare anche un altro diciamo, punto per noi importante, che è il premio del Garganello d'Oro. Quest'anno abbiamo deciso di darlo a Liberaterra, che è l'associazione che coinvolge cooperative che lavorano le terre confiscate alla mafia. Ci sembra importante, abbiamo proprio scelto di dedicarlo alle persone che lavorano la terra e che lavorano terre confiscate alla mafia, e quindi che ogni giorno producono questi prodotti attraverso il lavoro, no? E quindi la terra viene restituita alla vita attraverso proprio il lavoro, e quindi è anche un simbolo di riscatto e di dignità. E sarà anche la prima volta che non viene attribuito a una persona fisica questo Garganello d'Oro, un premio che dal 2003 appunto è legato al Baccanale. Esatto, abbiamo voluto premiare un'idea, un progetto, una sfida, no? Che ha appunto al suo interno in realtà tante persone fisiche, perché le 9 cooperative che oggi rappresentano il consorzio di Liberaterra sono composte da tante persone fisiche, per cui ci sembra importante, insomma, valorizzare il loro impegno, il loro lavoro difficile che ogni giorno fanno in zone particolarmente, insomma, difficili del nostro paese. Tra le mostre anche quella aperta al pubblico gratuitamente dell'illustratrice che ha curato la locandina del Baccanale.
Sì, Sonia Maria Luce Possentini è l'illustratrice dell'edizione appunto di quest'anno. Abbiamo dedicato a lei una personale nella Sala Annunziata dove sono esposti tanti suoi lavori, e quindi credo che sia una bella occasione per scoprire una giovane artista ma di grande talento, che con un tratto direi gentile ha costruito e immaginato Imola, no? Attraverso palazzi con il colore della crosta del pane e una città che diventa una grande tavola bianca dove poi le persone possono condividere il pane tra di loro, che credo che sia un simbolo di fraternità e di condivisione, che poi è il vero, insomma, senso anche di questa edizione del Baccanale. Ha citato, Assessore, il coinvolgimento di diversi luoghi della cultura della città, tra questi anche Palazzo Tozzoni c'è. Sì, Palazzo Tozzoni che quest'anno ospiterà una cena particolare il 25 novembre. A Palazzo Tozzoni ci sarà una cena costruita su un antico ricettario del 1677 proprio della famiglia Tozzoni, quindi sicuramente una cena particolare che però avrà la possibilità, insomma, di riportare i commensali indietro nel tempo e di assaggiare piatti che erano dei nostri avi. Anche in questa edizione del Baccanale 2016 l'olio prodotto nell'Imolese avrà un ruolo importante. Assessore Raffini. Confermo, il 19 e 20 novembre qui sotto il centro cittadino verrà messo in risalto questa eccellenza del territorio, che è ritornata dopo anni in cui non c'era una vera e propria produzione ampia. Oggi invece possiamo contare di una filiera, dalla coltivazione dell'olivo fino alla spremitura dell'olio, che sta diventando importante. Molte imprese sono nate e stanno avendo un certo successo, per cui noi siamo molto contenti, e all'interno del Baccanale, che è sì un omaggio a tutti i prodotti alla cucina del territorio, vogliamo mettere in evidenza il fatto che i prodotti nascono sul territorio da imprese agricole che si impegnano tutti i giorni, e quindi Olimola è una di queste manifestazioni. E tante imprese agricole torneranno ad animare quella che una volta si chiamava la Piazza delle Erbe, l'attuale Piazza Gramsci. Esatto, infatti il mercato agricolo, detto anche delle erbe, sta a significare questo. Tutte le domeniche fino al 4 dicembre l'abbiamo prolungata, perché ha avuto un grandissimo riscontro in questi ultimi anni questa manifestazione. Tutte le imprese del territorio appartenenti a tutte e quattro le categorie degli agricoltori si sono impegnate a venire qui in piazza mattino e pomeriggio per proporre i loro prodotti. Anche questo è un'evidenza importante per ciò che poi ritroviamo sulla tavola. Queste imprese che si impegnano quotidianamente e rappresentano più del 20% delle imprese del territorio sono poi quelle che salvaguardano anche il Made in Italy in tavola. Inoltre vorrei sottolineare come l'11, 12 e 13 novembre ai chiostri di San Domenico si terrà ormai il classico banco d'assaggio, dove tutti i viticoltori si ritrovano per esporre e far assaggiare i loro prodotti. Anche questo è un evento ormai conosciuto, molto importante, che trova sempre la partecipazione di diverse centinaia di persone. Tutti gli anni abbiamo aumentato anche quest'anno il numero di produttori, per cui vi invito tutti appunto la prossima settimana, l'11, il 12 e il 13, a visitare il banco d'assaggio. Professor Montanari, il tema di questo Baccanale ci riporta un po' alla storia dell'alimentazione. Certo, ci riporta alla storia dell'alimentazione con un titolo che evoca la natura del chicco e la cultura della farina. Voglio dire, tutti sappiamo che i chicchi, i grani di cui si parla al Baccanale di Imola 2016 sono stati il fondamento delle culture alimentari di tutte le società agricole. Però il paradosso è che l'uomo non mangia grani, l'uomo mangia altre cose, cioè prende i grani, li trasforma, spesso li trasforma in farina, e poi con la farina fa altro, fa pane, fa pizza, fa polenta, fa pasta, fa focacce, fa dolci. Ecco,
il segreto di questo titolo è proprio questo, mettere insieme questi due elementi chiave della storia del cibo e della storia dell'alimentazione, che sono la natura e la cultura. La natura che mette a disposizione delle risorse, l'uomo che seleziona alcune risorse e lui stesso poi comincia a produrle, a coltivarle, e da lì ricava quello che diventerà il nostro cibo. Tra i ristoranti che hanno aderito al Baccanale anche il debuttante Galleria numero 8 che da poco ha inaugurato i locali in Vicolo Troni a Imola. Sentiamo alcune proposte dello chef Cristiano Veneroni. Sì, presentiamo due piatti del Baccanale, l'antipasto e un secondo piatto. E andiamo in ordine con l'antipasto. Allora, l'antipasto abbiamo una salsa tonnata in cui viene adagiato sopra del tonno crudo tagliato sottile e con una leggera salsa di soia e condito leggermente con un'emulsione di soia e olio. Poi per il secondo piatto invece abbiamo un calamaro scottato, leggermente scottato 2 o 3 minuti per ambo i lati, su una crema di pane e cereali. La crema di pane e cereali viene fatta tostando il pane e viene messo un po' di brodo di pesce e poi viene frullato il tutto, e abbiamo la cremina che viene adagiato sopra il calamaro con un leggero olio all'aglio, olio e peperoncino.